Buonasera a tutti, ci troviamo a Tula, qui nel territorio del Logudoro, per parlare di storia, cultura e tradizione, enogastronomia. A fare gli onori di casa sarà il sindaco, dottor Satta, che è qui alla mia destra. Grazie dell'invito e della sua ospitalità, dottor Satta. Buonasera a tutti, ringrazio voi per la disponibilità. Bene, diciamo che Tula, cari amici, ha delle origini molto importanti. In passato abbiamo rilevanze storiche che riguardano la preistoria, si passa al periodo romano per poi arrivare al periodo medievale. Praticamente ancora oggi abbiamo intatta diciamo, un monumento importantissimo che è la chiesa Nostra Signora di Coros, con all'interno un retablo antichissimo che è addirittura del 1577. Certamente, malgrado le piccole dimensioni del nostro centro, in effetti è un centro che ha radici molto antiche, d'altronde persiste nel territorio di Tula un centro molto importante di epoca prenuragica che tra l'altro in un prossimo futuro intendiamo valorizzare. Da lì, lungo tutto l'arco del tempo, insomma, della storia, il nostro territorio ha visto diverse testimonianze che lei ha voluto così sintetizzare. È nostro intendimento proprio valorizzare questi aspetti peculiari del nostro centro in collaborazione e in sintonia anche con quanto gli altri centri del territorio stanno portando avanti proprio per cercare di dare una visibilità complessiva del territorio nel suo complesso, il territorio del Logudoro. Bene, signor Sindaco, oggi abbiamo questa manifestazione veramente importante. Storia, cultura e tradizioni, enogastronomia, mostre di artisti, tanta musica, tanto folklore. Andremo a conoscere anche i costumi sardi tipici del suo territorio. Si aprono le porte, diciamo, tutte le cantine che ospitano i vari utenti che adesso qui nel posto dove ci troviamo prenderanno proprio il calice e si recheranno in giro per il centro storico del paese. Certamente, sì, si è voluto dare corpo alle diverse esigenze che sono venute da più parti dagli abitanti di Tula che pressavano l'amministrazione comunale per organizzare un evento di questo genere che partisse dall'atto enogastronomico quale elemento attrattivo per ospitare delle persone affinché potessero visitare il paese e riconoscere, conoscere e riconoscere le peculiarità di cui abbiamo parlato precedentemente. Il Comune, grazie al proficuo lavoro dell'assessore alla cultura, ha voluto dare un largo spazio alle associazioni culturali che si sono date da fare e che sono loro che hanno organizzato l'evento, proponendo proprio questa attrattiva enogastronomica al pari delle altre che si fanno nel nostro territorio e così come Cortes Apertas in Barbagia, ma con un altro obiettivo, e cioè quello di far conoscere il paese, ma di far conoscere anche le eccellenze del nostro territorio, tant'è che i prodotti che questa sera verranno degustati dai nostri ospiti saranno prodotti fatti al 90% dal comune, all'interno del comune di Tula. Ecco.
Bene, cantina numero 2, capitanata da Giovanni, Luca e Stefano. Giovanni. Diciamo ai nostri telespettatori che ci seguono a casa dove ci troviamo e che cosa offrite ai passanti. Ci siamo alla cantina numero 2 e viene organizzata dall'Associazione della Consulta Giovanile, un'associazione culturale. Per quanto riguarda il menù abbiamo le polpette di un misto bovino-suino, col sugo vengono servite. Invece il pane, sempre di nostra produzione, viene Sfornato proprio qua in questo forno che abbiamo qua di fronte, vero? viene fornito sotto forma di crostini conditi con sale e olio. Bene, poi mi ricordavi 2 tipi di vino. Sì. Abbiamo 3 tipi di vino, 2 rossi, un merlot beovale prodotti da Giuseppe Sanna, mentre il bianco è sempre di Tula, del Vermentino. Bene cari amici, cantina numero 3, a fare gli onori di casa è qui il mio omonimo Giampiero Langiu. Signor Langiu, dove ci troviamo? Allora, ci troviamo alla cantina numero 3 denominata Subagliu, che praticamente Subagliu è questo cosa che qua sopra, questa specie di belvedere, poco qui avanti. E niente, questo è la sede della SD Gruppo Motori Tula e del Ferrari Club Tula. Niente, abbiamo partecipato a questa manifestazione con il comune, proprio Rocco, e vediamo cosa ne esce fuori stasera. Speriamo che venga gente, anzi. Con tutta un'altra serie di istituzioni anche per Berano in Tula. Mi diceva che qui avete una pilota. Sì, la pilota la stiamo iniziando a far partecipare agli slalom. Ho fatto l'anno scorso quello di Tula, ho fatto Sarule, quest'anno siamo andati a Arbus. Fra un po', 2 settimane andremo anche a Alghero, parteciperemo con la nostra vettura che è qui fuori. Niente, andiamo a divertirci e niente, andiamo e torniamo. Bene, vogliamo ricordare il nome della pilota? La pilota si chiama Lisaena. Siamo all'interno della cantina numero 4 in compagnia del signor Pierangelo. Bene, Pierangelo, qua all'interno di questa cantina che cosa offre ai passanti? Allora, noi abbiamo riportato tutte le tradizioni dell'arte casearia che c'erano a Tula più di 100 anni fa. Questo è un vecchio caseificio dove si faceva il formaggio di tutto il paese. Bene, oltre al formaggio qui che cosa? Formaggio abbiamo anche la carne d'agnello in umido, che è una prebattezza con finocchietti, è una prebattezza di Tula proprio. È dell'ottimo vino. È dell'ottimo vino della cantina Sanna, biologico, vino biologico. Cantina numero 5 in compagnia di? Gabriele, Michele. Bene, Gabriele, dove ci troviamo? Beh, ci troviamo a Tula, innanzitutto, in questo giorno che abbiamo voluto valorizzare le palestre di Tula, il comune di Tula, dando titolo a questa bellissima manifestazione che speriamo di aspettare tantissima gente. Comunque ci chiamiamo Berano in Tula questa manifestazione. Noi siamo la cantina numero 5 del gruppo Folk Sant'Elena di Tula Daniele De Turi. Ci teniamo a presenziare perché noi ci sentiamo parte integrante di questo comune come associazione, perché il gruppo di Tula esiste dal 75 e quindi non potevamo farne a meno, insomma, di far vedere la nostra ospitalità, diciamo. Di partecipare? Sì, no, non potevamo fare a meno, diciamo. Ci troviamo all'interno della cantina numero 6 in compagnia di? Elisabetta Eh? Agnese. Bene, Elisabetta, parlaci di questa cantina.
Allora, la cantina numero 6 è la cantina che riguarda questo in antichità, dagli anni 50, parliamo 70, era un vecchio consultorio, quindi noi abbiamo voluto riportare quello che è il tema, tant'è che noi ci chiamiamo Sos Infantes e abbiamo riprodotto questo tema che riguarda proprio i bambini dagli anni 50, 60 e 70, però senza tralasciare i tempi antichi, tant'è che abbiamo il cosiddetto Giogulu, che era la culletta degli anni 30, ne abbiamo una degli anni 50 e anche i vestiti da battesimo degli anni 40. Bene, qui gli utenti possono usufruire di un sorso di vino e poi... E poi abbiamo anche prodotti senza glutine, per questo infatti abbiamo deciso di associarci a dei produttori locali dell'azienda dei De Marcus e tratteremo la ricotta mustia, poi faremo, che ancora mancano perché sono in cottura, dei panzerotti dolci, nonché ravviolotti di ricotta, sempre senza glutine, il cui ripieno è ricotta con scaglie di limone, scorze di limone e zucchero. Cantina numero 7 in compagnia del signor Chessa Matteo. alla mia sinistra. E Antonella Becca. Campesi Leonardo. Verdi Spinuccio. Leonardo Farina. E Mario Montoni. Bene, chi mi descrive praticamente in sostanza cosa si fa all'interno di questa cantina? La signora che è qui a mia sinistra, scommetto. Certo. Bene, ricordiamo che la signora? E Antonella Becca. Bene, signora Antonella, a lei microfono, chi siete come associazione e soprattutto che cosa offrite ai passanti qua in questa cantina? Allora, noi siamo l'associazione Fadale 67, Comitato San Giuseppe 2017. Siamo una 30-35 di componenti, un po' residenti a Tula e un po' residenti fuori, anche in continente e anche all'estero qualcuno. Questa sera offriamo, per questa prima edizione, offriamo goulash di pecora, formaggio molle tipo mozzarella però aromatizzato con timo, rosmarino, origano e olio extravergine d'oliva. Siamo nello spazio numero 8 delle cantine espositive a Verano in Tula con l'artista locale Letizia Ceroni. Chi sei Letizia e soprattutto bellissimi, diciamo, le tue opere d'arte che sono dei quadri. Eh sì, è sempre stata la mia passione, è un discorso che voglio portare avanti, specialmente le cose, il fare, no? I personaggi che fanno qualcosa, che trasmettono qualcosa e cerco di rappresentarli nelle mie opere, non tralasciando altre rappresentazioni. Di norma, cioè, sono una ritrattista, però mi esercito a fare un po' di tutto. Infatti in questa occasione che cosa hai portato nelle diverse esposizioni qui? Sì, questa signora che fa i cestini, queste mani che nutrono gli uccellini, perché è una cosa, cioè queste mani vissute che danno da mangiare, questa cosa delicata così come sono gli uccellini, un po' la solitudine della vecchiaia, no? In questo quadro che è un mattino di autunno. Siamo arrivati alla cantina numero 9, qui a mia sinistra il signor Lorenzo. Mentre a mia destra Roberto. Allora, chi mi parla di questa cantina? Questa cantina è stata allestita, ci hanno gentilmente prestata da Patrizio Virdis, che è una cantina rustica, e poi noi come associazione ippica con i colleghi, con tanti appassionati di cavalli, perché a Tula è radicata, la passione del cavallo è radicata, e quindi abbiamo deciso di fare una mostra fotografica dalle foto antiche dell'800-900 fino ai tempi di oggi, quando noi ancora ci sono ragazzi che escono a cavallo, fanno processioni, facciamo gruppi, escursioni a cavallo e tante cose. Bene, qui praticamente che cosa offrite oltre che un bicchiere di vino ai passanti stasera? Dei salumi gentilmente offerti da Salvatore Coco, che è un salumiere di casa che ci aiuta, fa tutto lui.
Poi formaggi, abbiamo un formaggio che ci è stato regalato da un nostro amico, poi abbiamo le perette di De Marcus, perette di pecora, e poi noi come associazione abbiamo deciso di valorizzare il nostro terreno, quindi abbiamo deciso di pescare. Abbiamo pescato, siamo andati al nostro lago, abbiamo pescato la carpa a persico, dove serviamo la carpa frissa. Poi abbiamo deciso di fare anche la capra. Offriamo la capra, un goulash di capra, sempre tutto cuoco Salvatore Cocco. Noi ci appoggiamo a lui perché è il nostro promotore di ogni cosa. Bene, allietato con del buon vino, che è sempre il vino di vostra produzione. Allora, questo è un vino bianco della cantina di Giampaolo Casula di Tula. Invece col vino rosso ci siamo appoggiati a una cantina di Luras, dato che ci sono molte produzioni qua a Tula di vino rosso. Noi volevamo un po' distinguere e ci siamo appoggiati a un nostro amico che è un ottimo vino di Luras. Siamo giunti alla cantina numero 10 e qui alla mia sinistra ho il signor Salvatore Montoni. Mentre lei si chiama? Barile Leonardo. Bene, allora innanzitutto dove ci troviamo qua? Che associazione è? Chi siete? Associazione Culturale de Cantico a Chiterra. Canto a Chiterra, con la chitarra. Allora bene, qua quando passano i passanti che cosa gli offriamo? Bravo, bella domanda questa. Le offriamo frittelle, origliettas, casu, rigotto, ricotta, pancetta, lardo e armonia cantico. Infatti posso vedere che è un clima molto familiare vino, qua. Mi stavo dimenticando, è vino naturalmente. La giornata verranno in Tula, praticamente possiamo escludere proprio il vino? No, non lo possiamo proprio escludere.
Bene cari amici, siamo all'interno della cantina numero 10 e per me è un onore passare il microfono a dei protagonisti veramente importanti e eccezionali. Qui al mio fianco è il dottor Luigi Branca a cui cederò ben volentieri il microfono. Grazie innanzitutto della vostra ospitalità. Buonasera, grazie a voi che siete venuti. Dunque Tula oggi per la prima volta ha deciso di aprire le cantine. Coloro i quali hanno le cantine e producono vino si sono dati da fare d'accordo con l'amministrazione comunale a promuovere questa, questa novità per il paese per la prima volta, proponendo tutti, ognuno, le loro primizie, il mangiare, il bere e tutte queste cose. Qui si è fatta nella cantina del signor Soggiu, in quanto c'è l'associazione culturale Amico del Sugante Terra, diretta da 4 anni fa dal maestro Giovannino Pisillo. Stiamo tentando in tutti i modi di tenere viva la nostra storia, la nostra etnia, perché come sa i ragazzi snobbano il canto sardo, mentre invece è la nostra storia e per noi, secondo noi, facciamo di tutto per farla ancora vivere. Infatti tra noi ci sono anche alcuni ragazzi che stanno venendo su bene e ci auguriamo appunto che ciò proceda sempre in collaborazione con i maestri che abbiamo avuto, che ci sono sempre stati vicini in tutti i momenti, come il maestro Giovannino Pisello. Grazie Gigi, naturalmente non avevo dubbi che lui è sempre un punto di riferimento per le nostre associazioni, quindi l'associazione di Tula naturalmente è diretta da Salvatore Montoni e da tanti amici che per tanti anni si sono dedicati al canto sardo e alla cultura sarda. Questo è un punto di vanto per tutti noi perché, come stava dicendo Gigi, i giovani un po' snobbano queste nostre tradizioni e noi per fortuna riusciamo a tenerli ancora vivi attraverso degli incontri conviviali come questi, degli incontri particolari che sono quello di poter degustare i prodotti tipici della zona e di poter assaporare appunto quelli che sono le tradizioni più genuine del nostro folklore. Siamo in compagnia con il signor Farina, che è presidente del gruppo Coro Città di Ozieri. Bene, come è composto questo coro? Il coro è un coro virile, a voci pari, di ispirazione tradizionale ed è uno dei cori storici della Sardegna. Quest'anno facciamo 40 anni e quindi è un anno speciale per noi. È iniziato benissimo, il mese scorso a Nuoro il nostro maestro è stato insignito del premio Ortobene 2017, che in genere viene dato solo ai grandi maestri, quindi insomma iniziamo bene. Poi abbiamo dei programmi molto intensi, a primi di luglio presentiamo il 4º CD, ad agosto facciamo una tournée in Polonia, a novembre facciamo proprio la festa del quarantennale con degli amici che vengono, dei cori che vengono dal continente.